Eccoci in diretta su IOM TV e siamo con il professor Alberto Zambelli di Humanitas University, responsabile della senologia oncologica. Il tumore del seno è stato molto dibattuto, c'è stato un ampio confronto in sede di congresso. Quali le nuove opzioni terapeutiche? Allora, abbiamo discusso in questo IOM di una opzione terapeutica relativa al trattamento in fase precoce della malattia al seno con mutazione di BRCA germinali, e il farmaco è olaparib. Abbiamo avuto da pochi giorni una gazzetta ufficiale che rende accessibile il farmaco alle pazienti. Sono pazienti ad alto rischio di ricorrenza che traggono beneficio dall'aggiunta di un anno di terapia con olaparib dopo aver concluso i normali trattamenti per la malattia locale. Il farmaco olaparib è un farmaco importante che rivoluziona il trattamento di questi pazienti aggiungendo un vantaggio in sopravvivenza globale. È il primo farmaco nella storia dell'oncologia che è capace di conferire questo vantaggio nel contesto di un'alterazione germinale di geni legati al cancro. È il primo farmaco da oltre 20 anni che conferisce un vantaggio in sopravvivenza globale nella fase adiuvante, ed è un farmaco che ha un predittore molto forte, molto stabile, che è la mutazione germinale di BRCA1 e 2. Come ho chiesto a tutti voi che vi siete seduti su queste poltrone, cosa vi portate, vi porterete via da questo congresso, il 25esimo, che segna i 50 anni della vostra associazione? Il congresso IOM è sempre un evento importante per l'associazione, è il momento di confronto e di cristallizzazione dei risultati, in modo che tutto ciò che la scienza e gli sforzi della ricerca portano a confronto giungano al letto del paziente. È sempre un momento molto importante. Grazie a voi di averci seguiti.